Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati. Quest'oggi vi racconto una storia, direi una favola vista la giovane età del giocatore che con il nero è riuscito a battere un maestro fide con il bianco. Siamo tutti maestri fide, maestro fide è la categoria che posseggo, la categoria del giocatore con il bianco, ma anche la categoria del giocatore con il nero. Il bianco è un giocatore che si chiama, lui argentino, Aguilar Andrés, e il nero, anche lui argentino, Faustino Oro. La differenza tra me e loro, soprattutto con il nero, è che il nero ha soltanto 9 anni. Il nero ha soltanto 9 anni e qualche giorno fa è riuscito a conquistare una norma di maestro internazionale. Vuol dire il primo passo per entrare nel professionismo. Chiaramente si parla di una giovane età, chiaramente 9 anni sono pochi, con 2325 punti si presenta in questo torneo e ovviamente scala la classifica mondiale della sua categoria. I 4 per il bianco entriamo un po' più nel dettaglio e poi vi racconterò qualche aneddoto durante il video. Di 4 cavallo F6, C4 e 6, quindi cavallo C3, alfiere B4, apertura e posizione principale della Nimzo indiana. Donna C2 è l'inizio di questa battaglia, entrambi i giocatori vogliono sempre conquistare questa casa, il bianco vuole spingere in E4, il nero vuole impedirlo, c'è riuscito con un alfiere in B4 che controllava chi era pronto a sostenere 4 e a questo punto che non possiamo più evitare 4, il nero decide di giocare la variante classica, ossia una spinta in D5 che ovviamente porta immediatamente una presenza verso questa casa. E al cambio al centro corrisponde alfiere G5 e dopo C6, scelta solida, molto naturale, chiaramente dobbiamo rafforzare il centro della scacchiera. La risposta del bianco è stata pedone 3. Arrocco corto per il nero, quindi alfiere D3. C'è una piccola minaccia, per chi non conosca queste posizioni ricordate di dare molta importanza alle sequenze di mosse, perché il bianco è vero che sta sviluppando i pezzi, però è anche vero che ti sta minacciando alfiere per H7 e a quel punto il tuo cavallo è inchiodato e quindi il bianco sta minacciando di vincere. Guadagnare un pedone importante, non possiamo permettercelo e allora il nero gioca H6. Alfiere H4 e alfiere 6. Qualcuno potrebbe chiedersi perché l'alfiere va da qui, perché mai l'alfiere del nero si sposta in questa casa. La risposta è una soltanto, vogliamo lasciare strada libera a un cavallo che poi possa andare in D7. È chiaro che in questa posizione svolge un ruolo molto importante questo alfiere in H4 che inchioda il cavallo e di conseguenza non permette alla donna di spostarsi. Se questa donna si spostasse, all'istante arriverebbe un alfiere per F6, mossa che demolisce un po' tutto l'arrocco del nero. Cavallo E2 sulla scacchiera, alfiere D6 che rientriamo, pedone H3, cavallo D7 e dopo arrocco torre E8. In questa posizione entrambi hanno superato degnamente l'apertura, quindi è il momento per entrambi di trovare dei piani. Quale potrebbe mai essere il piano del bianco? In apertura si voleva cercare di fare 4 e non è un piano che il bianco vuole mettere da parte. Probabilmente queste 4 si potrebbe preparare forse con la spinta in F3 per poi successivamente spingere in E4. Un'altra mossa che giustificherebbe la posizione di questo cavallo che è un po' strano, si trova qui in E2, potrebbe essere saltare in F4 oppure sostenere l'alfiere in G3 cercando di cambiare l'alfiere migliore dell'avversario. Perché dico che quest'alfiere, senz'altro l'alfiere migliore del nero, semplicemente perché se osservate tutti o quasi i pedoni del nero sono sul colore opposto. Se i pedoni controllano le case di un colore, in questo caso il bianco, qualcun altro deve avere un ruolo importante sulle case nere. E chiaramente quel ruolo spetta all'alfiere. Torre D1, la mossa della partita. Torre C8, una torre che si sviluppa indirettamente contro la donna avversaria. Probabilmente la torre in C8 fa capire l'intenzione del nero. Vogliamo spingere in C5, aprire degli spazi per poi dar fastidio alla torre avversaria. Pedone A3 sulla scacchiera, cavallo B6. Che questa sia l'idea del nero lo vedremo tra poco. Non è detto che se io durante il corso della partita abbia un'idea, vuol dire che questa idea devo per forza giocarla subito. Magari la mantengo, cerco di migliorarla. La realizzo quando avrò le condizioni migliori. Quindi cavallo B6, arriva E4. Il bianco non si tira indietro, vuole aprire la posizione, il nero accetta questa apertura e dopodiché siamo verso questa posizione dove vengono dei cambi centrali con apertura totale del centro della scacchiera, dove qui è il bianco che si ritrova con una torre fortissima, perché è l'unico, o meglio, il bianco è molto forte sulla colonna D,
Il nero è forte sulla colonna E, però la differenza potrebbe farla che la torre punta la donna avversaria. La donna in D8 senz'altro non sta bene, e allora cosa migliore che spostarla? Donna 5 è la mossa giocata. Cavallo D4 per il bianco, prendiamo spazio al centro, vogliamo giocare cavallo per 6 indebolendo un po' la struttura o comunque cercando di creare una situazione con la coppia degli alfieri in gioco. Vi faccio un esempio, immaginiamo che il nero dica ok, gioco a 6, prendo spazio di qua sul lato di donna, però dopo cavallo per 6 la cattura di torre non è possibile per alfiere F5, occhio, spiedino o comunque sia inchiodature una dopo l'altra, ti attacco una torre, dietro c'è un'altra torre, catturerò una torre. Altrimenti, se pedone per, come vedete qui abbiamo un arrocco pieno di buchi e di debolezze, quindi in questa posizione. Purtroppo per il nero, il nero sta peggio, anche questo pedone soffre. Dunque bisogna fare attenzione, su cavallo D4 non c'è cosa migliore che spostarsi. Alfiere F5 sulla scacchiera, torre D8, torre D3, il bianco sembra aggressivo, pronto a dirigere tutti i suoi pezzi contro il povero re del nero, il povero re di Faustino Oro, e dopo i cambi la partita va in questo modo. O meglio, torre 1 è la mossa che è stata giocata, e dopo B4 cambio in F1 obbligata, perché ho tagliato la comunicazione tra chi difende e attaccante, quindi torre per F1, re per F1, donna 6. Che dire, in questa posizione sembra che il bianco stia meglio, come dicevo prima, la torre è pronta a puntare il avversario, la coppia degli alfieri nella zona pericolosa e questo cavallo sostiene tutto quanto. La partita prosegue così, alfiere per D7, e alfiere per D7 non mi è piaciuta molto perché il giocatore che attacca deve sempre cercare di coordinare al meglio, di evitare i cambi, coordinare al meglio i propri pezzi. Tra l'altro, l'altra particolarità è che questa torre è inchiodata, quindi quasi sempre la cosa migliore è spostare il proprio re. La partita procede così: alfiere per D7, cattura in D7, alfiere per F6, tutte queste semplificazioni che aiutano tantissimo il nero che è pronto a minacciare qualcosa di concreto. Torre per D4, torre per cavallo vincerebbe all'istante. Re si sposta, torre D5, A4 e adesso torre E5. Qualcuno potrebbe dire, guarda, qui il bianco vincerà senz'altro perché riuscirà a intrappolare la donna, e magari è anche così, ma non è così evidente. Nel mentre il nero migliora perché vuole entrare in E1, ha lasciato la casa libera al cavallo in D5 e se interviene il cavallo chiaramente arriverà in soccorso della donna che non sarà più intrappolabile. La partita prosegue, cavallo F5, piccolo trucco perché se il nero, nonostante sia giovane, possa sbagliare, catturando il cavallo arriverà scacco. La torre attacca il re si sposta ma la donna cattura subito la torre che non è difesa. A questo punto, finita, il vantaggio di materiale è notevole. Sfortuna vuole che quando mi difenderò dallo scacco sulla diagonale arriverà donna per cavallo con matto a seguire. Tornando quindi in partita, dopo cavallo F5, torre 8, facendo una mossa difensiva, importante anche dare uno sguardo alla difesa, e torre D3. Qui siamo, diciamo, sotto assedio, torre per G7 nell'aria, non posso impedirla, cavallo per H6 sembra vincente, il nero continua con torre 1, dopo re H2 si inventa questo torre F1, donna F1. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Una mossa dettata dal calcolo, adesso la domanda potrebbe essere, ma Faustino Oro aveva immaginato questa posizione quante mosse fa? Perché torre per G7 sembra la tipica mossa che chiude la partita, porta la mia torre difesa da un cavallo con l'aiuto della donna da lontano contro l'avversario, e quindi questa sembra una posizione persa. Ma in realtà la verità è che questa è una posizione persa per il bianco, che non è più in grado di salvare questa torre. Il nero cosa sta minacciando? Il nero sta minacciando cavallo H5, attacco la torre, e ti tolgo questa via di fuga per il tuo re. A quel punto sarà gioco da ragazzi intervenire con i pezzi pesanti sulla traversa 1. A quel punto il matto sarà inevitabile. E quindi re G3, unico tentativo comunque sia, se vogliamo provare a salvare il re, lo portiamo in giro per la scacchiera. Però cavallo H5 giocata, re F3, cavallo per G7, e il parziale dice abbiamo materiale in meno. Ci sono più modi per proseguire, la scelta più semplice e più pratica è stata torre per E3, restituendo materiale
restando appunto con un fortissimo cavallo in più. Ok, che dire, è molto particolare, la domanda che in tanti si pongono è sempre la stessa: come può un bimbo di 9 anni raggiungere certi livelli? Bimbo o ragazzino o ragazzo raggiungere questi livelli. Ovviamente sta lavorando benissimo, ci sono tanti commenti sul web, ma anche di giocatori quotati. Anche Magnus Carlsen si è espresso su di lui, così come l'elite dei giocatori spagnoli o comunque di lingua spagnola. E in tanti lo paragonano a un piccolo Messi che piuttosto che giocare a calcio si sta dedicando, sta attirando l'attenzione su di lui nel mondo degli scacchi. Durante la partita, dunque, alfiere G5, C6 e 3, rocco corto, alfiere D3, occhio, sto minacciando una trappola vincente, vedo un H6 e la partita è continuata in questo modo. L'alfiere nero rientra, ritorna indietro, quindi 6 al salvo, e dopo H3, cavallo di 7. La partita prosegue in questo modo, con torre C8, che da una parte vuole sostenere la spinta del pedone in C5, però come dicevo prima, quando abbiamo un'idea non abbiamo assolutamente alcuna fretta di farla, e l'ideale è cercare di realizzarla nelle condizioni migliori. In questa posizione il bianco forse ha avuto fretta o forse ha calcolato bene, o comunque sia anche l'approccio agonistico è molto importante, mettere sotto pressione l'avversario è qualcosa che chiaramente dobbiamo sempre cercare di fare. Quindi il bianco qui apre la posizione, si ritrova con un cavallo al centro pronto a demolire, distruggere l'arrocco del nero, e dopo cavallo di 5 la partita prosegue verso questo binario. Che ha ottenuto il bianco? Il bianco è riuscito a ottenere il fortissimo alfiere di case nere del nero. La partita continua in questo modo, torre 1 per alleggerire un po' la posizione, dopo donna 6, alfiere per D7 la considero un po' imprecisa, perché chiaramente questa è una mossa impegnativa, però se stiamo attaccando cambiare tanti pezzi poi alla fine aiuta il nostro avversario. La partita prosegue con questa manovra molto particolare, molto interessante, nella quale la torre riesce facilmente a migliorare. È anche divertente vedere questa manovra. Torre di 5, torre 5, torre qui. Se volevamo colorare, disegnare un rettangolo, ci siamo riusciti. La domanda importante è questa. Come dicevo prima, Faustino Oro ha realmente visto questa sequenza vincente, perché torre per G7 sembra assolutamente una mossa vincente per il bianco, ma in realtà è perdente per il bianco. Quindi il nero ha visto tutto ciò, siamo di fronte a un talento scacchistico, sicuramente sì, e dove lo vedremo? Tra qualche anno magari lo troveremo su 2500 punti, perché adesso con 2325 punti in 9 anni e la norma di maestra internazionale è pronto a dire la sua anche nello scenario internazionale. Torre per E3, la mossa finale. Spero che vi sia piaciuto. Seguite questo ragazzino Faustino Oro, perché presto sentiremo nuovamente parlarne di lui. Ciao a tutti e appuntamento sempre su questo canale. Ciao, a presto.